Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi finalmente vi propongo un video che è stato da tanto atteso, acclamato all'interno dei commenti, è mostraci una partita fra i due più forti motori scacchistici presenti attualmente. Ebbene sì, non so se lo sapete, ma c'è stato proprio un match ufficiale fra Stockfish, che è penso il più comune e famoso motore scacchistico utilizzato anche nei siti più famosi per analizzare le partite, e AlphaZero, che è il motore invece di Google, che dicono che sia un'evoluzione di AlphaGo, che era nato per battere i giocatori di Go. AlphaZero invece è un po' specializzato su tutti i giochi da tavolo, scacchi compresi. E qual è la differenza fra AlphaZero di Google e gli altri motori? E lo vedremo anche in questa partita. È il fatto che sembra che questo sia un giocatore umano. Talvolta fa anche dei sacrifici che al momento non danno un vantaggio materiale, cosa che è considerata tantissimo dai motori scacchistici, ma sembra veramente di veder giocare un Tal piuttosto che un Fischer, con questi sacrifici che, boh, sembra che al momento non portino a nulla, però alla lunga poi gli fanno vincere la partita. Andiamo a vedere questa partita com'è andata. D4, F5, olandese, cavallo F3, cavallo F6, G3. E qui tutto tranquillo. G6, alfiere in G2 e ora anche il nero deve portare a termine il proprio sviluppo. Alfiere G2, arrocco corto. Siamo in una posizione di assolutissima parità, tutto secondo la teoria. C4, D6, ok. E adesso si progettano delle possibili, chiaramente ben progettate, ben sostenute, delle possibili azioni di questo tipo. Cavallo C3, C6, torre B1. Ecco, quando c'è un alfiere in fianchetto, spesso e volentieri si fanno mosse di questo tipo, onde evitare che in futuro, tolto il cavallo, tolto questo pedone, tolto questo cavallo, tolto questo pedone, questo alfiere possa diventare forte. Tu dirai, cavoli, ma ci sono un casino di pezzi prima di arrivare alla torre. Sì, però gli scacchi sono un gioco imprevedibile e per esperienza ti dico che non è così difficile che poi questo alfiere arrivi alla torre o comunque al pedone B2. A5, ok, su A5, donna in B3 e qui si inizia a fare pressione su questo punto e si minacciano anche scacchi di scoperta dopo una spinta come C5. Cavallo in A6 e adesso il bianco che cosa gioca? Torre in D1. Ok, non avrebbe avuto alcun tipo di vantaggio da una mossa di questo tipo. Sì, è vero, fai lo scacco di scoperta, però non è che ottieni grandi cose. Anzi, c'è da dire che il nero può anche andarti a chiudere o le linee con D5 o semplicemente sposta il re e sta benissimo. Quindi non è ancora il momento di fare mosse di questo tipo. Torre di 1 invece è la mossa che è stata giocata. Adesso H6 con l'idea di iniziare a supportare avanzate di questo tipo, molto interessante. Alfiere 3, benissimo, il bianco ha completato lo sviluppo. Torre B8 in modo tale da controllare il punto B7 e lasciare che l'alfiere poi sia libero di svilupparsi e magari in futuro sostenere spinte di questo tipo. Torre in B va in C1, intanto si manovra tutto da dietro, non c'è ancora stato alcun tipo di contatto fra i vari schieramenti. Alfiere di 7, mossa tranquilla di sviluppo. Qui poteva andare bene anche un cavallo in G4. Cavallo in G4 con l'idea di minacciare questo alfiere e creare un pedone doppiato, avrebbe costretto il bianco alla ritirata e il nero avrebbe avuto comunque possibilità di
Una possibile iniziativa qui: in che modo toglievi il cavallo da qui? Prima o poi il bianco avrebbe dovuto spingere H3, creando un indebolimento all'interno della struttura pedonale dell'arrocco, e il nero avrebbe ottenuto qualcosa da questo giochino. Però, insomma, se non l'hanno giocato, i computer sono loro, un motivo ci sarà. Alfiere di 7, C5, ora viene giocata C5 con scacco. Qui viene giocato re H7. Oh, questa è una bellissima posizione per il re che consolida la propria struttura. In questo momento D5 è proprio sbagliata. Perché D5 è sbagliata? Perché permetterebbe al bianco di giocare alfiere F4 andando a minacciare questa torre. La torre si sarebbe dovuta spostare e sarebbe poi crollato il punto B7 per via della donna. Quindi viene spostato in realtà il re in H7 e ora cavallo in A4. Il bianco, Stockfish, cerca di impossessarsi di questa bellissima casa, ha un bellissimo avamposto. Vediamo un po' se AlphaZero glielo farà fare. Cavallo in C7, alfiere di 2, piccole minacce che alla lunga possono logorare l'avversario. E adesso attenzione, alfiere in E6. Ok, tu mi minacci il pedone, però io ti minaccio la donna, quindi devi prendere provvedimenti. Donna C2, la donna si mette anche sulla diagonale del re avversario. Il cavallo in C va in D5 e così facendo il cavallo si è tolto e ora c'è la donna che riesce a controllare questo pedone. B3, torre in A8, la partita è assolutamente equilibrata, alfiere in E1. Né il bianco né il nero, nessuno dei due computer cerca di insomma squilibrarsi troppo, no? Non si stanno spingendo troppo oltre. È una partita veramente che si manovra tutto nelle retrovie. Donna in E8, questa è una manovra tipica all'interno dell'olandese. La donna vuole raggiungere la casa in H5 per essere più attiva. E3, G5. Oh, e finalmente si vede un'offensiva da parte di uno dei due giocatori, un classico attacco sull'ala di re in cui vengono sguinzagliati i pedoni contro l'arrocco avversario. Questo cavallo andrà tolto prima o poi, meglio toglierlo subito. Cavallo in D2 e adesso donna H5, proprio come avevamo detto. Alfiere F3 per togliere la donna, ovviamente alfiere F3 permette G4 e ovviamente se Stockfish ha giocato questa mossa è perché voleva che il nero giocasse G4 e adesso alfiere in E2. L'alfiere non torna in G2 poiché da E2 ha un compito più importante, cioè inchioda questo pedone che è molto più importante rispetto a tornare in G2. Re in H8, non chiedetemi il senso di questa mossa, vi prego. Cavallo in C4 e ora questo sì che è un attacco interessante. Attacco doppio su questo pedone e attacco doppio su questo pedone, poiché pedone e cavallo coordinano su questo punto, no? Quindi ora qui il nero deve scegliere una difesa interessante e sceglie di giocare cavallo in E4. Wow, 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 wow. Cavallo in E4 libera la diagonale all'alfiere. Questo cavallo si mette in posizione di poter fare sacrifici. Vediamo un po' come rispondere. Qui il bianco giocò H4, adesso la vediamo. Non poteva semplicemente catturare, non so, questo cavallo, scusami, questo pedone col cavallo? E cosa sarebbe potuto accadere? Semplicemente torre per A5, alfiere per A5 e a seguito di questa mossa, ora questo punto F2 non è più tenuto dalla torre, scusami, dall'alfiere che era qui in E1, cattura su F2 e se cattura di re crolla il punto H2 e permette al nero di entrare all'interno delle retrovie. Re per esempio in E1
e adesso qui il vantaggio del nero è interessante, cattura anche questo pedone, è interessante. Motivo per cui il bianco non accetta di catturarsi questo pedone, ma gioca H4. Dunque, il nero ora continua, alfa 0, gioca cavallo in G5. Interessantissimo sacrificio che Stockfish così prende subito, tant'è che ora qui il motore mi dà un vantaggio di più 2 per il bianco dopo questo sacrificio, ma vedremo alla lunga che questo sacrificio è stato corretto. H per G5, ora i pedoni sono molto forti, si è aperta la colonna H e quindi l'idea è molto semplice, portare la torre su F6 con H6 e poi di venire a dare matto, visto che la colonna H si è liberata e il re bianco ha poche possibilità difensive. F3, cercando un controgioco, G per F3 e adesso alfiere in F1. Ok, ottima manovra difensiva. F4, il nero cerca di aprire le linee visto che il re bianco è sotto assedio. Torre di 2. Il bianco cerca di controllare in tutti i modi la seconda traversa onde evitare appunto ingressi da parte di sconosciuti. Pedone cattura in E3, minacciando anche la torre. Ok, ora è un bel casino. Ci sono questi due pedoni avanzati molto forti, c'è anche la spinta F2 dove c'è un doppio, ora si minaccia la torre. Questi due pedoni sono molto forti e qui il bianco deve assolutamente restituire il favore. Assolutamente, non ci sono altre possibilità. Quindi pedone per E3. Scusami, cavallo per E3. Ok, e adesso cavallo per E3 con minaccia su donna essenzialmente. Torre H2 proponendo uno scambio di donne e adesso la mossa che viene giocata è alfiere H3. Perché semplicemente AlphaZero non ha proposto un cambio di donne? Per esempio, dopo questa mossa, cavallo per C2, il bianco avrebbe avuto la cattura di donna, il re si sarebbe dovuto spostare e ora torre C2 e qui la posizione era molto buona per il bianco che sarebbe passato veramente in una posizione di vantaggio. Ok, quindi torniamo a noi, alfiere H3 per impedire questo scambio di donne, torre per H3, attenzione ragazzi, dovete vedere bene tutte queste mosse, torre per H3, dici ma che cavolo di mossa è questa? Donna per H3, alfiere per H3, ok, ok, cavallo per C2, torre per C2. Bene, abbiamo praticamente alla fine di queste serie di combinazioni abbiamo una torre e una torre del nero, un alfiere e un alfiere del bianco e un alfiere e un cavallo che dovrebbero compensare con la torre del nero. Vediamo come continua la partita. Alfiere per D4, scacco, il nero si pappa un altro pedone, alfiere in F2 e ora il nero cambia i pezzi, cattura e cattura di re. Bene, siamo entrati in un finale a tutti gli effetti, re in G7, cavallo B6 prendendosi questo bellissimo avamposto che fa spostare questa torre in D8, torre C3 per andarsi a pappare il pedone, torre in H8 per papparsi invece l'alfiere, alfiere in E6, torre H6, una serie di minacce, torre in E3 per difendere il proprio alfiere, torre in F8, il nero cerca di portare tutti i suoi pezzi in attività, cavallo di 7 minacciando le torri, torre H2 e il re si sposta in F1. Adesso c'è sempre la possibilità di attaccare lì, ma il nero decide di piazzare la torre in E2. Preferisce perdere un pedone, ma cambiare i pezzi. Torre per, pedone per e re per E2. Torre H8, comunque il nero aveva calcolato che questo pedone se lo sarebbe pappato prima o poi.
re D3, il bello dei computer. Torre H6 minacciando l'alfiere che si sposta in G4. Questo alfiere vicino al pedone sono fortissimi poiché controllano praticamente tutte le case. Vabbè, niente, non mi va il mouse, va bene così, va bene così. D5, cavallo in E5. Il bianco cerca di insomma, far coordinare i propri pezzi, non è facile. Cavallo di 7, adesso seguo una serie di mosse, vado abbastanza veloce perché siamo in un finale. Re in F7, ok, il re si sposta, torre in H1 per attaccare i pedoni da dietro, fiere in F3 minacciando la torre, scacco, il re si sposta, torre in A1 e visto che prima o poi quel pedone l'avrebbe perso, re in E7 minacciando il cavallo si sposta, il re cerca di venire al centro della scacchiera, il re nero, cavallo in G4 scacco, re F5, il re nero è sempre più forte, scacco, oh finalmente il re nero si è preso il centro della scacchiera, il vantaggio ora di AlphaZero è veramente devastante. Il cavallo cerca manovre per infastidire, per catturare i pedoni avversari, ma G4. Bianco gioca cavallo D6, il re va in D4. Ovviamente si poteva catturare questo pedone, però adesso tanto c'è sotto anche questo pedone, quindi va benissimo così. A4, torre a 2 scacco, il re si sposta, va in E1. Re cattura C5, ora anche il cavallo è perso, il cavallo cattura su B7, il cavallo è un po' fuori dal gioco, re B6 andando a controllare anche il proprio pedone, cavallo di 8 minacciando il pedone in E6, torre G2, ovviamente è molto più importante eliminare questo pedone per permettere poi l'avanzata al proprio pedone. Cavallo cattura in E6, torre cattura su G3, re in F2, torre si sposta, va in C3, alfiere cattura su G4 e siamo entrati in un finale dove AlphaZero ha un pedone in più, due pedoni in più, alfiere di 1, la torre si sposta, adesso pian piano si spingeranno quei due pedoni, chiaramente con la giusta calma, torre in E4 e a questo punto il re non può più andare ad ovest della scacchiera. Questo alfiere poverino non ha troppo da fare, il cavallo anche quanto pare e qui Stockfish abbandonò. Abbandonò, devo dire che la posizione ora è data a meno 2,50 per il nero, è stata una partita molto tecnica, è durata 65 mosse, sono andato molto veloce, c'era poco da commentare, poi ragazzi, sono due computer, non è che tra l'altro è stimato che l'elo di AlphaZero si aggiri attorno ai 3500 punti elo, quindi lo scopo di Google qual era? Non più di battere i campioni del mondo, dato che i motori scacchistici già ormai lo fanno da diverso tempo, ma è quello di battere gli altri motori. E devo dire che AlphaZero ci è riuscito veramente veramente bene, soprattutto facendo delle mosse che anche Gary Kasparov ha definito umane, quindi in diversi tweet ha fatto i complimenti al team di Google per aver sviluppato un computer che sembrava veramente umano. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un altro video, come al solito ti invito a lasciare un like, commentare e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ci vediamo domani, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!